Assume particolare importanza il fatto che tutte le lagune del territorio sardo si siedano assieme allo stesso tavolo, con le istituzioni regionali, con gli enti di ricerca, con tutti i portatori di interesse. Per problemi comuni ci sono soluzioni comuni, i problemi che attanagliano le lagune sarde sono essenzialmente gli stessi. Nello specifico parliamo di lavori di manutenzione idraulica e delle strutture a servizio in concessione che ormai non possono essere più rimandati, parliamo di problemi di riscaldamento delle acque, parliamo di eventi alluvionali che non possiamo più considerare eccezionali in quanto si verificano praticamente ogni anno, parliamo di specie alloctone come il granchio blu e la noce di mare. La richiesta che presentiamo alla Regione è quella di aprire un tavolo, o meglio di stipulare un patto con i gestori delle concessioni lagunari al fine di superare questi problemi e rilanciare da un punto di vista produttivo quegli ambienti. Quello di oggi può essere un primo passo verso questa direzione? Sicuramente non è un punto di arrivo, ma è un inizio. Parte da un percorso fatto tra le imprese. Oggi le imprese chiamano tutti gli interlocutori, tutti i portatori di interesse a sedersi assieme e a trovare soluzioni condivise.